Buonasera ai titoli di Sicilia 24. A Monreale 12 anni di violenze di gruppo in famiglia su 2 sorelle minorenni, arrestati i genitori, uno zio e il nonno. Stupri e violenze sessuali, drammatico boom nel 2023, 37 i casi da gennaio ad agosto solo nel Palermitano. E per sostenere le vittime a Bronte la stanza zero per abbattere il muro di paura delle donne che non hanno il coraggio di denunciare. 1000 occhi sulla città, Comune e Prefettura di Palermo insieme per contrastare violenze e criminalità. Per l'incendio a Fontanarossa 7 indagati, tra loro anche l'amministratore delegato della SAC, la società di gestione dello scalo catanese. Un atto dovuto, dice la Procura. Catania insicura, cittadini stanchi di furti e aggressioni, denunciano la scarsa presenza delle forze di polizia e chiedono costanti controlli sul territorio. Il sindaco Trantino, più militari contro la criminalità. Telecamere nascoste sull'autostrada 18 a caccia degli incivili, dai rifiuti lasciati nelle aree di sosta alla marcia contromano. Calcio, Brindisi Catania, rinviata data da destinarsi la decisione legata all'inagibilità dello stadio Iacovone di Taranto e all'impossibilità di trovare un altro campo disponibile domenica. Benvenute e benvenuti a questa edizione di Sicilia 24 e dunque lo sentivate dai titoli, 12 anni da incubo dentro casa. 2 ragazze, oggi 13 e 20 anni, sono state violentate da nonno e zio con la complicità, pensate, di mamma e papà. Adesso per tutti è scattato l'arresto dei carabinieri di Monreale. Una delle 2 sorelle vittime degli abusi ha raccontato tutto alla maestra. Manlio Viola. Violentate per 12 anni, fin dal 2011 e fino ai giorni nostri, dal nonno e dallo zio, con la complicità dei genitori. È la triste storia di 2 sorelle, oggi di 13 e 20 anni, ma per le quali le violenze sono iniziate prima dei 10 anni. Una storia di pedofilia maturata a casa ed interrotta soltanto grazie alla confessione della più piccola delle ragazze alla maestra, che ha fatto scattare l'indagine. Sì, perché quando la ragazza aveva raccontato al padre, questi si era arrabbiato molto, ma tutto era finito lì. Violenze organizzate perché, in base al racconto della ragazzina minore, mamma mi faceva prendere la pillola, un'accusa pesante che andrà verificata. 3 uomini e una donna sono stati adesso arrestati dai carabinieri di Monreale, sono i genitori, proprio il padre e la madre, e poi anche il nonno e uno zio. Le accuse sono di violenza sessuale di gruppo e lesioni personali, con l'aggravante di aver commesso il fatto in danno di discendenti con abuso di autorità e nei confronti di minori di 10 anni. La donna arrestata, la madre, così come suo marito, il padre, avrebbero tollerato e persino agevolato gli abusi, tentando di coprire le responsabilità dei congiunti. Rispondono dei medesimi reati perché ritenuti responsabili in concorso di quanto contestato, poiché, pur a conoscenza dei fatti, avrebbero tentato di coprire le responsabilità dei parenti. Un ulteriore orrore nell'orrore vissuto dalle 2 sfortunate ragazze. Una storia assurda di abusi nella quale gli orchi sono in famiglia e i genitori ne sono complici. Le 2 sorelle sono state collocate in comunità subito dopo la segnalazione del caso, anche durante le indagini. La procura per i minorenni, diretta da Claudia Caramanna, sta seguendo la vicenda ed è in stretto contatto con la struttura. E adesso sui fatti di Monreale sentiamo il commento della psicoterapeuta Maria Rita Parsi. Laddove hanno fallito le autorità genitoriali, non falliscono le autorità educative. Chiaro? Quindi è molto importante sottolineare che in questo caso è l'insegnante di sostegno, è la forza di questa piccolina, di questa adolescente, preadolescente, perché 13 anni, di essersi rivolta a una insegnante di sostegno avendo fiducia d'essere ascoltata, che ha potuto far vomitare a Cronos, Dio del tempo, tutto l'orrore che, vivendo in questa situazione, in questi orchi familiari, queste ragazzine, oggi 13 anni, l'altra maggiorenne, hanno vissuto. È una violenza sempre che si rivolge al mondo femminile. La colpa è sempre di Eva, del corpo di Eva, che ricorda il corpo dell'origine, quello della madre, ma che viene trattato con una violenza e un'aggressività profonda, quasi l'averti messo al mondo il corpo della madre, il corpo della donna.
con un'invidia del grembo che può fare questi miracoli, cioè può dare vita alle forme della vita, fosse qualche cosa che proprio perché sei nato e magari sei infelice, con un'angoscia di morte, sono nato, ma alla fine del percorso, prima o dopo morirò, ti avesse condannato, mettendoti al mondo anche poi a vivere una vita che finirà con la morte. Non solo denunce in crescita, sono ben 37 i casi di violenza sessuale accertata a livello sanitario a Palermo e provincia fra gennaio ed agosto, un aumento del 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. A diagnosticare le violenze uno specifico reparto dell'ospedale policlinico appunto di Palermo, che ha anche messo in campo un preciso percorso medico legale. Manlio Viola. I casi di violenza sessuale nel palermitano sono in aumento e non è soltanto una sensazione dovuta agli ultimi eclatanti casi denunciati, ma un dato clinico scientifico. Lo certificano i dati del pronto soccorso ostetrico del Policlinico Paolo Giaccone. Dal 1 gennaio al 31 agosto di quest'anno le vittime di violenza giunte nell'azienda ospedaliera universitaria, che è centro di riferimento per i casi di violenza sessuale nell'Interland della città di Palermo, sono state 37, 12 in più rispetto allo stesso periodo del 2022. Un terzo di queste violenze avvengono fra le mura domestiche. Su 34 casi del 2022, 14 casi sono da parte di conoscenti, tra partner, ex partner, familiari, amici, conoscenti. L'età delle vittime varia dai 14 ai 50 anni. Al Policlinico vengono visitate soltanto le vittime adulte, ma l'azienda ospedaliera universitaria offre un servizio di consulenza medico-legale anche all'ospedale pediatrico di Cristina per i minorenni. L'azienda sanitaria ha strutturato un percorso che inizia al pronto soccorso ostetrico per poi essere seguito, così come prevede un protocollo specifico a livello multidisciplinare che va dalla raccolta delle prove alla cura della salute della donna fino all'assistenza psicologica. I campioni per le indagini genetiche vengono conservati presso la medicina legale, così come gli indumenti. Alla vittima viene rilasciato un certificato di visita e assicurata una continuità del percorso oltre la dimissione dal pronto soccorso. La copia dell'intera cartella su richiesta viene consegnata poi alle forze dell'ordine. Gli stupri di gruppo di cui ci stiamo occupando da giorni sono solo la punta dell'iceberg di un fenomeno di violenza di genere che spesso le vittime non hanno il coraggio di denunciare. E la Stanza Zero a Bronte cerca di rompere questo muro di paura. Sentiamo Lorena Dolci. Varcare questa porta è il primo atto di coraggio. A volte ne seguono altri, a volte purtroppo no. La Stanza Zero, uno spazio voluto da Telefono Rosa all'Istituto Benedetto Radice di Bronte, il primo del genere in Italia, raccoglie in maniera anonima tante storie di violenza e maltrattamenti. Tenendo in considerazione appunto che si tratta di adolescenti, sono abbastanza timorosi. Quando entrano qui dentro provano, diciamo, anche un senso di vergogna. La stanza si chiama Zero perché deve segnare un punto di ripartenza, quindi si riparte sempre da zero. Un punto di svolta perché si decide di dire basta, di fare qualcosa per cambiare il proprio vissuto. 170 segnalazioni nel primo anno, di cui solo il 10% trasformate in denuncia. Tra quelle rimaste sommerse anche alcuni casi di stupri di gruppo che richiamano l'orrore dei branchi di Palermo e Caivano. Abbiamo avuto diversi casi in cui sono venuti a raccontarci che in passato avevano subito violenza di gruppo, ma non erano riusciti, non avevano avuto l'appoggio giusto per farlo emergere. Storie di vittime, carnefici e anche testimoni involontari, come quel ragazzo che ha affidato a un biglietto anonimo questa richiesta di aiuto. Io ho assistito ad una violenza sessuale perpetrata da un mio compagno su una ragazzina e io non ho fatto niente. Adesso cosa posso fare? Da questa porta non passano solo studenti e studentesse, ma anche genitori, docenti, personale che cerca supporto per arginare un fenomeno che richiede un cambio radicale di cultura. La scuola ha un ruolo fondamentale in questa emergenza educativa che stiamo vivendo. Noi dobbiamo fare veramente una parte importante, perché a scuola i ragazzi iniziano a sperimentare quelle forme di società, di convivenza civile, per cui devono capire che bisogna stare insieme senza violenza. Sono convinti che è naturale che se io dico sì, vengo con te al bar, poi c'è anche dell'altro. Non si rendono conto che io, donna, posso fermarmi fino al momento in cui anche da spogliata dico no. Per raggiungere i più giovani a volte basta un semplice click. Inquadrare il QR code e collegarsi al sito del Telefono Rosa dedicato alla Stanza Zero.
E il Comune e la Prefettura di Palermo mettono in atto strumenti per contrastare la criminalità, in particolare dopo lo stupro di gruppo del 7 luglio, oggi firmato il protocollo nazionale 1000 occhi sulla città. Marco Gullà. Control room e 1000 occhi sulla città sono gli ultimi strumenti messi in atto dalla Prefettura di Palermo e dal Comune per scongiurare episodi di violenza, atti vandalici e furti. Questa mattina in Prefettura è stato firmato il protocollo istituito dal Ministero dell'Interno con l'obiettivo di rafforzare il controllo del territorio, intensificando la collaborazione con la rete di vigilanza privata. Strumenti che Comune e Prefettura mettono in atto in particolare dopo lo stupro di gruppo del 7 luglio scorso. Io da tempo avevo iniziato questa attività che ha significato selezionare, il prefetto ha questo compito di individuare e selezionare gli istituti di vigilanza sul territorio che naturalmente aderiscono volontariamente. E già era partita questa attività. È ovvio che con gli ultimi episodi ho accelerato questa, perché è uno strumento in più che diamo alla città e alla sicurezza della città. Il Comune di Palermo ha invece istituito la Control Room, un altro strumento di vigilanza, e alla domanda se Palermo dopo gli ultimi episodi è una città pericolosa, il sindaco Roberto Lagalla risponde così. Non sfuggirà a nessuno che questo protocollo è un protocollo che il Ministro dell'Interno ha proposto su scala nazionale e conoscete bene i dati che misurano la pericolosità criminale delle città e sapete benissimo come Palermo non sia affatto collocata, e per fortuna, in cima a questa graduatoria, ma sia ben dopo il 30° posto. Questo ovviamente non ci rassicura, ma soprattutto noi dobbiamo implementare la percezione della sicurezza nei cittadini. Voltiamo pagina. 7 persone sono indagate dalla Procura di Catania nell'ambito dell'inchiesta per il rogo divampato nell'aeroporto di Fontanarossa il 16 luglio. Tra loro l'amministratore delegato della SAC, Nico Torrisi, il responsabile della sicurezza, Giancarlo Guerrera, Orazio Condorelli e Antonio Palumbo. Gli altri indagati sarebbero legati a un'attività di noleggio auto dal cui ufficio sarebbero partite le fiamme. L'iscrizione è un atto dovuto, dice la Procura, per consentire ai periti di eseguire alcuni accertamenti irripetibili. E adesso vi parliamo dei 2 volti di Catania, una città tranquilla di giorno, regno dell'illegalità nelle ore notturne. I cittadini chiedono più controlli e denunciano troppi casi di microcriminalità, anche in centro storico. Emanuela Corsi. Io vivo nel centro storico, si vive bene di giorno e poi di sera ci sono problemi. Una città dai 2 volti, così Catania viene descritta da chi ci vive. Tranquilla di giorno e insicura nelle ore serali e notturne, soprattutto nel centro storico. Che rubano macchine, spaccano i vetri, girano parecchi extracomunitari molesti, ci sono parecchie aggressioni, è sporco perché fa schifo. Esco, mi faccio le cose che devo fare, poi pomeriggio non esco più. Qualcuno teme che la sospensione del reddito di cittadinanza possa accrescere il disagio sociale e di conseguenza i casi di microcriminalità. Questo reddito di cittadinanza che stanno togliendo è un problema, è meglio che fanno qualche cosa. È un centro storico pericoloso, per esempio si portano gli sportelli della macchina, si portano quelli, di esserci più attivazione nelle forze pubbliche. Girando per il centro c'è chi ci dice di vivere la città senza problemi di sicurezza. Sera esco sempre col cane, mai avuto problemi. Magari domani sì, non lo so. Speriamo di no. Insomma, dipende anche i quartieri, le zone. Poi tutto il mondo è paese. Dopo i recenti casi di violenza tra i giovani, qualcuno denuncia la presenza di troppe bande di ragazzini che non rispettano le regole. È cambiato tante cose, specialmente la gioventù di ora, non c'è più rispetto per nessuno, guarda, c'è un'aria proprio. I vandali ci sono in giro, ragazzi troppo maleducati, c'ho lo schifo. Voi come residenti avete paura? È un po', la notte di più. Cosa succede di notte? Di tutto e di più. Allora, la sera ci sono bande di ragazzini che fanno quello che vogliono, spaccano, rompono, a parte i vari furti costanti e continui delle automobili, pezzi di macchina, e come sempre. In centro non manca la presenza delle forze dell'ordine e sono diversi i posti di blocco. I cittadini però chiedono maggiori controlli nelle ore serali e notturne. Cosa chiedete? Più sicurezza, sicuramente. Più certezza delle pene,
persone che devono veramente essere prese e punite, perché sennò così non se ne verrà mai fuori. È il sindaco di Catania, Trantino, ospite del nostro Focus 24, ha annunciato la richiesta di interventi urgenti per contrastare la criminalità. Sentiamo. A Catania purtroppo abbiamo numerosi fenomeni di vandalismo, di teppismo, di microcriminalità, soprattutto rivolte alle automobili, rivolte ai beni delle persone, più ancora che alle persone, e su cui ovviamente sto chiedendo un intervento maggiore. Proprio questa mattina mi è stato comunicato dalla Prefettura che è partita la lettera che avevo più volte caldeggiato, perché non possiamo essere noi ad assumere l'iniziativa, affinché venga chiesto al Ministero degli Interni di mandarci più militari, perché non dipende dal Ministero della Difesa ma dipende dal Ministero degli Interni. C'è gente che è convinta che la forza si misura dalla capacità di incutere timore nell'ambito di un territorio. È chiaro che noi non ci lasceremo assolutamente sopraffare, anzi reagiremo, e io in prima persona. Ci fermiamo una breve pausa e poi torniamo con altri servizi. Telecamere nascoste in autostrada che immortalano inciviltà e anche comportamenti non leciti, dai rifiuti lasciati nelle aree di sosta e la marcia contromano. Francesco Triolo. Un'abitudine difficile da combattere soprattutto nel periodo estivo, quello dell'abbandono dei rifiuti nelle aree di sosta delle autostrade, un fenomeno in aumento soprattutto nel periodo estivo dove sono tanti pendolari con le località di mare, già denunciato anche in passato dal Consorzio Autostrade, che ha fatto installare una serie di fotocamere per rintracciare gli automobilisti che svuotavano interi cofani di rifiuti nei cestini delle aree di sosta. L'ultimo episodio è di qualche giorno fa sulla A18 in direzione Catania all'altezza di Sant'Alessio Siculo e che Autostrade Siciliana ha pubblicato sul suo profilo Facebook per denunciare pubblicamente il vizio di diversi automobilisti che trascurano il rispetto per l'ambiente, rischiando di creare anche una serie di problemi, rischi per la sicurezza stradale ed un pessimo esempio per la comunità. Gettare rifiuti o oggetti dai veicoli è un reato, oltre che un gesto incivile, scrive il Consorzio sulla propria pagina Facebook, annunciando che il video verrà girato alle autorità competenti. Ma le telecamere posizionate dall'ente sulla rete autostradale da qualche settimana stanno immortalando una serie di infrazioni al codice della strada, soprattutto nello snodo del viadotto Ritiro a Messina. Questo automobilista, che evidentemente aveva sbagliato ad imboccare lo svincolo di giostra, ha pensato bene di percorrere contromano la bretella per rimettersi in autostrada. Aveva fatto scalpore invece anche l'autista di questo pullman, che aveva spostato le barriere per bypassare l'interruzione e riprendere la marcia verso Palermo. Catania alle prese con le improvvise mancanze di acqua, di nuovo l'incubo dunque di luglio senza luce e acqua, appunto per i cittadini che si sono ritrovati nei giorni scorsi e fino a ieri a far fronte ai disagi. Dalla Sidra intanto nessuna comunicazione. Roberta Lunghi. È mancata l'acqua? Sì, è mancata l'acqua 4-5 giorni. Senza poter lavare i bambini, nulla. Arriva profumo di pulito da questo appartamento nella zona alle spalle di Viale Mario Rapisardi a Catania, dopo diversi giorni di interruzione improvvisa dell'acqua in città, tra Nesima, Corso Indipendenza e le vie limitrofe. I rubinetti da ieri sera si sono riaperti e dunque si è dato sfogo alla pulizia profonda dopo giorni difficili. Per 3 giorni abbiamo avuto neanche una goccia di acqua. Ma la Sidra vi aveva avvertiti? La Sidra non ha avvertito nessuno. Mi sono ritirata per aprire i rubinetti, una sudata come vuole farsi una doccia o qualcosa. Niente, senza acqua. Ho detto, ma strano, dico, non credo che me l'hanno tagliata. Poi ho chiesto al vicino, no, mi ha detto, di sabato, dice che siamo senza acqua. Dopo l'incubo vissuto durante il mese di luglio a Catania con il dramma dell'assenza di luce e acqua come conseguenza delle altissime temperature e degli impianti non adeguati, lo sfogo e il timore della gente è stato raccolto anche dal Movimento Popolare Catanese, che ha riunito alcuni cittadini. Avendo appreso attraverso i giornali locali di questa situazione che dura da tempo, è giusto fare una protesta che si nomina un generale anche qui, vediamo di risolvere il problema dell'acqua. Questo è lo scatto di una giornata raccontata come la 7ª senza acqua. Il post su Facebook era uno sfogo social che abbiamo raccolto.
Ero veramente arrabbiata perché avevo caricato anche i bidoni, portarli fino a su perché non ho l'ascensore con le scale e poi oltretutto a versare l'acqua per lavare appunto le stoviglie, ecco. Il coro è unanime, l'acqua adesso c'è, ma la gente troppo spesso a Catania si ritrova a far fronte ai disagi improvvisi. La Sidra ha dunque completato i lavori comunicati a qualche cittadino che chiedeva informazioni telefoniche, sebbene per qualcuno il paradosso è arrivato proprio con un getto tanto forte da creare problemi. È venuta grossa e si è rotto il flessibile del bagno e ora io sono senza acqua, non ne posso aprire neanche i rubinetti. Ci fermiamo, una breve pausa e poi lo sport. Eccoci al calcio, la partita Brindisi-Catania rinviata data da destinarsi. L'ipotesi più accreditata è stata quella scelta dalla Lega dopo l'incendio allo stadio Iacovone dove si sarebbe dovuta disputare la gara. Scartati altri impianti e a rischio adesso c'è anche Taranto-Messina del 18 di settembre. Francesco Triolo. Brindisi-Catania è stata rinviata data da destinarsi a decisione della Lega dopo che lo stadio Iacovone di Taranto è stato dichiarato inagibile a causa dell'incendio di domenica scorsa al termine della partita tra Taranto e Foggia. La gara era in programma sul neutro di Taranto perché lo stadio brindisino è sottoposto ad interventi di restauro. Il Brindisi ha tentato di trovare una soluzione alternativa cercando un nuovo impianto di gioco in Puglia, ma né Andria né Francavilla sono stati approvati. Il primo perché l'impianto non sarebbe stato adeguato ai canoni richiesti dalla Serie C, il secondo per motivi di ordine pubblico, considerata la rivalità esistente tra tifoserie. Si è tentata anche la strada di uno stadio fuori dalla regione, Matera, uno degli impianti presi in considerazione, ma anche questa ipotesi non è stata considerata idonea. Nel frattempo allo Iacovone sono proseguiti sopralluoghi che hanno comunque escluso la possibilità che il match in programma domenica alle 20:45 potesse disputarsi. Così la decisione più logica è stata quella di rinviare la gara ad ottobre. La prima finestra utile potrebbe essere quella in infrasettimanale dell'11 ottobre, un mercoledì in cui è stato già programmato il recupero di Messina Casertana, gara in calendario domenica prossima, ma spostata su richiesta della società campana appena ammessa al campionato di Serie C. Ed a proposito di Taranto e Messina, le due squadre si dovrebbero incontrare la giornata successiva nel posticipo di lunedì 18 settembre, ma a questo punto anche quella gara è a rischio rinvio. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per l'ascolto e buona serata.